Siete su Partecipiamo Taranto, sono le 10:38 e adesso parliamo di una cosa molto bella, perché l'assessorato alle politiche sociali guidato dall'assessora Ida De Carolis e l'assessorato alla cultura e istruzione rappresentato dall'assessore Raffaella Capriglia annunciano la presentazione del libro Ciro, un dottore per amico dell'autrice grottagliese Clara Magazzino, che ho qui in collegamento telefonico. Buongiorno Clara, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, l'evento si terrà, la presentazione, il 14 febbraio alle ore 18:30 alla Biblioteca Comunale Pignatelli di Grottaglie. Questa giornata di San Valentino per celebrare l'amicizia, l'amore e per il sapere e per la comunità. Ci vuoi raccontare così come hai scritto, come hai concepito la tua opera? Sì, la mia opera risale più o meno la scrittura a 3 anni fa. Essendo una maestra mi sono sempre chiesta, ma ai bambini del domani c'è una trasposizione della nostra tradizione grottagliese, quella di San Ciro, perché molte volte ci troviamo di fronte a questa enorme montagna di legna, però tutto ciò che ci viene sono delle tradizioni legate a una fede religiosa, come è giusto che sia. Sì. Negli anni ho scoperto che della nostra tradizione ci sono solo trasposizioni per adulti, e allora da lì ho iniziato a scrivere una piccola storia con il Kamishibai, un teatrino di legno. Pian piano negli anni che è stato presentato nelle scuole e apprezzato soprattutto, c'è stata una maestra affascinata da questa storia e mi ha detto: ma perché non ne fai un libro? Ecco, dopo un anno questo libro è diventata realtà. Che bello, questa è una cosa molto bella. Il titolo, insomma, io vedo dalla copertina Ciro, il medico amico, un dottore per amico. Sì, un dottore per amico, sì. Che storia è? E in poche parole la storia di questo dottore che ormai era diventato famosissimo in Alessandria d'Egitto, che poi è il luogo dove è nato realmente San Ciro. Tutti volevano essere curati da lui. Allora un dottore, sempre dello stesso luogo, nome di fantasia Aronne, sì, diventa invidioso di Ciro. Allora che cosa fa? Dice: qui ci vuole un dispetto per Ciro, devo creare questa enorme montagna di fuoco, così appena la vedrà si spaventerà e scapperà via. Ma Ciro ormai, che era un uomo buono, amava il suo lavoro, chiede aiuto alla sua gente, ma viene consigliato da Dio. Quindi il suo amico era un amico speciale, e allora tutti si ritrovarono intorno a questa grande montagna di fuoco e con un grande soffio si spense. E poi capì finalmente che quella cenere di quella montagna poteva curare gli altri malati, e quindi poteva avere via la sua missione. Bellissima questa storia, Clara. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite qui su Partecipiamo Taranto. Lo ricordiamo, venerdì 14 febbraio alle ore 18:30, Biblioteca Comunale Pignatelli a Grottaglie, ci sarà proprio la presentazione del tuo libro Ciro, un dottore per amico. Grazie ancora, a presto, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.